Buonasera a tutti, benvenuti a Venezia. Ciao a tutti, ciao Paloma, ciao Chris, hola, che tal? Buonasera, welcome to all of you. We're slowly starting to connect, testing the videos, testing everything. In a couple of minutes we're going to be able to start our walk. In the meanwhile, we start to enjoy this incredible view of the church of San Giorgio, and we can enjoy the sound of the water. Unfortunately, tonight is really chilly and windy, and so you might have some statics, you might have some funny noises here and there. And so buonasera. Let's slowly to start to have a look. Ciao Adriano, very nice, grazie. Sì, siamo proprio fortunati questa sera, la serata è incredibilmente bella. Ciao Renato, buonasera, hello, hi to everyone, welcome, benvenuti a tutti. Sì, piano piano facciamo una piccola carrellata e poi cominciamo a introdurci. Sì, il mio nome è Igor, grazie Renato, giustissimo, e vi porterò in giro per Venezia in questa serata incredibile. Ciao to all of you, ciao folks, welcome to Venice, and my name is Igor. I will be your local walker tonight, and the lights are just breathtaking and they are just incredible. It's just incredibly beautiful, as you can see. Allora, che bellezza, sì, hai proprio ragione però, ma è incredibile, è veramente meravigliosa la serata, è spettacolare, muy hermosa. Allora, cominciamo. Ciao Marek, good evening, welcome to Venice and grazie. Ahoj, if you are from Czech Republic. Allora, cominciamo piano piano la nostra camminata. Allora, ci troviamo a qualche minuto da piazza San Marco e piano piano andremo a vedere le luci della città di Venezia. Welcome to all of you, ciao guys, benvenuti, welcome. We are situated only few minutes away from the area of Piazza San Marco, St. Mark's Square. In a couple of seconds we're going to enjoy and to see exactly how it looked like. I can clearly imagine, Chris, that you can't wait to be here actually, and all of us, we can't wait to welcome you back here actually. That you will see that the entire situation is really interesting and dobry večer, ahoj. Ďakujem. So yeah, definitely the entire situation, you will see that is really amazing because the entire city is totally empty. Sì, come potete vedere la totale situazione è il deserto più assoluto. See, Chris, it's so empty. And so think about that. I was walking from the train station until here. It was pretty lively because we had a lot of kids that were playing around, that they were using the scooters, that they were playing soccer and football. But other than that, it was extremely quiet. Ci pensi tu, Renato, portare i cechi, che hai vissuto 10 anni a Praga, e ho vissuto anch'io un po' a Praga, a Jaliskeo. Cioè, mi sono fatto un bel po' di anni là, un posto stupendo, una delle più belle capitali che abbiamo in Europa, formidabile.
Yeah, guys, yeah, we are discussing about Prague. That is such an amazing spot, and is one of the most incredible cities that we got in Europe. It's not the only one. Yeah, just to give you an idea how quiet the situation here is. We are standing right next door to the Daniele Hotel. Look at the lights. Sì, la situazione è veramente incredibile, è super calma, le luci sono favolose questa sera, guardatevi i riflessi dell'acqua che sono spettacolari, ma dopo appena arriviamo in piazza San Marco sarà ancora più bello. Guardatevi, adesso vado piano piano, I go slowly, but look on the distance that we got the Chiesa della Salute, the Church of St. Mary of the Health. That at this time of the day, at dusk, at sunset, the sky is just so beautiful, so pinkish, and the weather is just incredible. Let's go slowly, that so you can admire again the Chiesa di San Giorgio Maggiore, St. George the Great. Yeah, it's really amazing, amazing, amazing. Oh, Marek, you are from Poland, sorry. I spend a lot of time in Poland too. Amazing country. Let's see. Yeah, normally all along this alley is always super busy, is always super crazy busy. As you can see, we met up something like 1, 2, 3, 4, 5 people. 5 persone nella zona. Quindi praticamente è completamente vuota e molto molto calma. Vi faccio vedere anche l'Hotel Danieli, uno dei vari simboli di Venezia, che anche questo è ancora chiuso. Yeah, even the Danieli Hotel is still closed. So after the lockdown, the entire situation is still interesting, and we didn't get it when everybody is going to reopen. Oh, let me go slowly. That so you can get a full view of what is there are no vendors. You see, you're right, Chris, the vendors we got when I reached Venice, that it was around 7:30ish. It was I found 1 or 2 vendors, that's about it. But you're right, in this area that we are normally having millions and millions and millions of vendors, there's literally nobody. But even during daytime, so even during daytime is extremely quiet, and you got locals, because only the local Venetians and the people that they are in the Venice municipality, they can travel here. Sì, anche durante la giornata c'è pochissima gente, e ovviamente sono tutti quelli che sono dentro il comune di Venezia, se no per il momento siamo ancora in lockdown, zona arancione. Ovviamente io sono qui perché sto lavorando ed ho tutti i permessi e quant'altro. Yeah, of course I'm here because I'm working, and that's scusa Renato, io che faccio il video mi chiamo Igor. Ha una voce carica, meno male, sì. con la mia voce, Renato, mi sentono da qua fino in America. Yeah, with my loud voice they can hear me from here until the end of the world without any kind of problems. Actually, I never had any kind of problems with this voice. Sorry for the Italian sense of humor, but that's how it's working. But look at the beauty that we are slowly entering into Piazza San Marco, and we are standing right in front of Palazzo Ducale, the Doge's Palace. Qua abbiamo le nostre prigioni che sono sensazionali, soprattutto a quest'ora della notte praticamente. I colori sono incredibili. Aspettate, vi faccio vedere un punto, se non mi ammazzo, se non cado. Yeah guys, I would like to take you into a specific point to show you something amazing. You can hear me all the way down to California. Yeah, that's what I meant actually, Chris. Yeah, you're right. It's better in this way. Oh, prepare yourself. Give me a second. It's gonna be a kind of dark, but in a second. Look at here. Da-da!
Let me see, I try not to fall into the water, spero di non cadere in acqua, ma ovviamente qua abbiamo il nostro ponte di Rialto. Bravissimo, Casanova scappò non di corsa ma a passo svelto per i nobili, non corrono, bravissimo. E il signor Casanova era imprigionato sopra, allora aspettate, qua così, nel sottotetto del palazzo ducale. Si fece rambare davanti alla prigione. Sì, quelli sono le leggende del nobiluomo, ma praticamente allora dicono che ha corrotto le guardie ed è riuscito a scappare, e questa è la storia più credibile. Praticamente gli servivano 6 ore per descrivere la mia mitica fuga dai piombi da palazzo. No, Rialto, Onorio, siamo al ponte dei sospiri. Rialto, se ho detto Rialto, scusa, colpa mia. Col freddo qua ogni tanto la testa non funziona. Yeah, sorry if I said Rialto, it was my fault. We are right by the Ponte dei Sospiri, Bridge of Sights. Ecco qua, guarda, sì, come il Ciapo Renato, stessa cosa. Lui praticamente cosa ha fatto? Ha sempre detto in 6 ore, raccontava che è stato aiutato da un monaco che era imprigionato nella prigione di fianco alla sua. Hanno fatto un buco sul tetto della prigione, sono scappati dal tetto e poi si sono intrufolati nel palazzo ducale. Cosa non vera, ovviamente, che ovviamente ha dato qualche soldino a tutti quanti. See, Howie, you're right. With this voice I'm going to wake everybody up, even the pigeons that they started to sleep a couple of hours ago. Ciao Lella, buonasera, benvenuta a questa magica serata a Venezia, e come potete vedere ci siamo noi e voi e basta. Ecco qua un ragazzo che sta arrivando adesso, ma comunque è veramente eccezionale. Allora aspettate un attimo che scendiamo dai gradini. Sì, qua praticamente cosa sta succedendo a Venezia? Venezia si sta rifacendo piano piano il look, ci vedrete qualche impalcatura qua e là, perché praticamente si sta veramente preparando per i grandi eventi quando riaprirà tutto quanto. Sarà veramente formidabile. Yeah guys, you're going to see that we might see a bunch of scaffoldings here and there, and so Venice is preparing the new makeup and everybody is going to be totally astonished and totally in love with the new restorations that they are doing. But look now that they are slowly, let me see, give me a second. Yeah, here we go. They're slowly putting down all the lights in the Church of St. George. Sì, stanno piano piano illuminando tutta la chiesa di San Giorgio, e ricordatevi che durante la festa del Redentore, che di solito è verso la fine di luglio, qua in bacino San Marco ci sono circa 5.000 barche, tutte qua per vedere i fuochi d'artificio. Yeah, think about that. In this incredible bay, when we got... we're in London and we are hear you loud and clear. We cannot wait to get back. I can imagine, David. I can really imagine. Let me tell you, the atmosphere that we are having right now in Venice is just magic. You cannot understand how beautiful everything is. And everybody, I mean, the Venetians, they are... Maria José, fa freddissimo stasera, non sento più le mani. Yeah guys, it's a kind of cold. I don't feel the hands anymore already, and because we got a really funny chilly wind, and sì, c'è un po' di venticello fastidioso oggi, ma allora rido per una questione. Ieri all'1 del pomeriggio, all'1:30, cosa è successo? Ha nevicato. Allora io abito tra Venezia e Treviso, a Treviso all'1:30 ha nevicato. Allora Renato, se non sbaglio quest'anno dovrebbe essere verso il 17 di luglio, se non sbaglio dovrebbe essere il sabato, che è verso, non mi ricordo se è il 17 o il 16, però dovrebbe essere il 17 di luglio. È un piacere mio, Lella, un piacere mio mostrarvi questa città che è fenomenale. Guardatevi i riflessi e la bellezza che abbiamo qua.
Allora, come vi dice, yeah guys, the thing is that yesterday was snowing for something like 5 minutes, and this is totally crazy because we started with something like 25 degrees, 75, and from this temperature we drop into 5 or 10, so it was freezing yesterday. Guardate qua, guardate la meraviglia di questa piazza. Yeah, look how beautiful this square is at this time of the day, especially because it's all for us. Sì, siamo fortunatissimi, guardatevi cosa non è la piazza a quest'ora, ci siamo solo noi. È qualcosa di incredibile. Vi faccio vedere un'altra cosa, che così la prossima volta che passate a Venezia lo sapete. Mai passare in mezzo alle colonne, perché porta sfortuna. Quindi le colonne di San Marco e San Teodoro non si passa in mezzo. Bravissimo Marek, we are definitely in Riva degli Schiavoni, slowly getting into Piazza San Marco and slowly proceeding into the Basilica of San Marco. I was just mentioning, never cross the columns right in this area because it's bad luck. And I tell you another thing, let me get right in the middle of the two columns and then I will show you the best perspective of the Doge's Palace. Here in Venice, to make the kids behave, we don't say behave, we say I show you the time, because the execution that were taking place exactly right in front of us, and the last thing that they would have seen, it was the clock tower right in front of us. Sì, qua a Venezia di solito non si dice ai bambini sta buono, sta calmo o cose del genere. Qua a Venezia si dice ti faccio vedere io che ora è, perché i condannati a morte che venivano piazzati qua in mezzo, l'ultima cosa che vedevano era cosa? Il campanile con l'ora. E quindi a quel punto là cosa succedeva? A dire a tuo figlio ti faccio vedere io che ora è esecuzione direttamente sul posto, ti tiro le orecchie. Allora guardiamo il nostro palazzo ducale, 1000. Sì, grazie del consiglio, sì Renato, non abbiamo bisogno di sfortuna. Yeah guys, we don't need any bad luck, especially now. Look at here. Let me see. Look at the colors that we're having exactly right now. This is awesome. Ciao Debra, benvenuti da Brooklyn. Welcome to Brooklyn. Altro che ciabatte. Sì, ma guardate cos'è. È fenomenale. Adesso andiamo a goderci com'è la piazza San Marco. Guardate la meraviglia. Se sentite un suono tipo campana, yeah guys, if you are going to hear a sound like a bell, those are the wires of the pinnacles in the middle of Piazza San Marco that are normally where we put all the flags that are hitting the poles. Quindi praticamente abbiamo i cavi delle bandiere che sbattono sui pali e quindi si sente gling gling gling, ma non sono le campane. Guardate che meraviglia, spettacolare, è qualcosa di veramente incredibile. Allora aspettate che guardiamo il cielo. We're going to have a quick look up in the sky. Let's see which contrast we are able to see between sky and the bell tower. Sì, il contrasto tra il campanile non è il massimo perché sta cominciando a diventare un po' scuro. Allora adesso piano piano procediamo verso l'entrata della piazza principale. Sembra tutto marmoreo, anch'io fra poco Renato divento marmoreo o congelato. Yeah guys, it look like marble. Everything is in marble here. I'm gonna be part of the marble decoration soon with this freezing wind, but the entire idea is this. Pensate a una cosa, allora, tutti i marmi che noi cominciamo a vedere, adesso piano piano vi giro, sono praticamente, allora per la basilica pensate che la basilica è circa 1100 anni vecchia e praticamente sono materiali che arrivano da più punti della città o da più punti anche del Mediterraneo.
ci sono pezzi che arrivano direttamente da Costantinopoli. See, guys, think about that the majority of the stones that we got here, all the bricks, they are arriving from the mainland. But the majority of some of the marbles, they are arriving from Verona, some are arriving from Massa Carrara, where we got the Leaning Tower of Pisa, some are arriving from the area of Genoa. Let me turn around. Looks like a movie set. See, Deborah, it's very moody lighting. See, and so think about it, that it was 3 months ago that they were doing Mission Impossible with Tom Cruise. And sì, qualche mese fa stavano girando Mission Impossible con Tom Cruise. Fino a qualche settimana fa c'era Liv Schreiber, il fratello cattivo di Wolverine, che praticamente stavano girando un film dedicato a Ernest Hemingway, Across the River into the Trees, perché ovviamente Ernest Hemingway è arrivato qua a Venezia, a Venezia, zona Piave, zona Schio, Vicenza, Bassano del Grappa, a giugno del 1918, perché con la Red Cross, con la Croce Rossa americana. Yeah, definitely. Mr. Ernest Hemingway got here into Venice in June 1918. Because he was here with the Red Cross, he was helping out the soldiers. Renato, non era a Roma Tom Cruise? Non sapevo girasse da te. Allora, praticamente Tom Cruise era qua sotto Natale, ultimo dell'anno, e i primi giorni del 2021. Dopodiché si è spostato in varie zone, hai ragione tu. Però è stato anche qua, quindi ha bloccato mezza città ed era sensazionale. Yeah, we had Tom Cruise for a quite long time actually, between Christmas, New Year's Eve, the beginning of January, that he was shooting literally everywhere. And that was, let me give you a glimpse, slowly. I give you a glimpse of the square. Yeah, it's better to go slowly, otherwise everybody's gonna get drunk. Sì, vado piano, che sennò qua finiamo tutti che siamo in balla, perché dopo si muove troppo il monitor. Eccola là, cominciamo già a vedere le luci di piazza San Marco. Allora, ecco qua, piano piano, che ci dirigiamo verso l'orologio astronomico e ovviamente davanti alla nostra basilica. Grazie Renato, troppo gentile. Almeno ci facciamo due risate. Sì, no, sennò qua diventa una vita triste, no, bisogna ridere. Yeah, we need a good laugh, and we need to laugh, especially this time of our life, otherwise it's gonna be too sad and and too boring. Guardatevi la bellezza della città a quest'ora, e poi il suono delle sti cavi, gling gling gling. Yeah, the beauty that we do have right now in this square is just amazing. And here we go, our astronomical clock that he has been inaugurated pretty much at the beginning of the 1500 to tell that the Republic wasn't over yet. On the same day, they even inaugurated what? They inaugurated, the main bank in Rialto broke down. Sì, ricordatevi che il campanile che vediamo davanti a noi, che è l'orologio astronomico, praticamente è stato costruito circa nel 1500, e quando l'hanno inaugurato, cosa è successo? L'hanno inaugurato e lo stesso giorno la banca più importante di Venezia, che era situata a Rialto, è andata in fallimento. Quindi, per dire a tutte quante, ehi ragazzi, tutto a posto, non succede niente, abbiamo ancora 2 soldini per far vedere che va tutto bene. Preparatevi, perché allora aspettate che mi sposto ancora un po' più in centro. Guys, prepare yourself, because this is gonna be one of the most incredible view right in front of us.
Thank you for supporting the channel. Grazie a tutti per dare un aiuto al canale, che così vi possiamo far vedere di tutto e di più e vi possiamo far vedere ste meraviglie. Yeah, thanks to all of you for supporting the channel. That's so in this way every time we're going to be able to show you the most incredible spots at the most incredible times. Actually, look at the beauty. Give me a second, let me try to find a spot that so we can stop and we can enjoy the entire square. Sì, giusto per darvi un'idea quanta gente c'è in piazza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 più me, 10. Ah no, altri 2, 12 persone. We are 12 people. Pigeons, they are already sleeping. Sì, i pigeoni stanno già dormendo, i gabbiani pure. Even the seagulls, they are already sleeping. Ma guardate cosa non è sta piazza, tutti se la ricordano di giorno con milioni di persone, ci siamo noi e basta. Yeah, guys, all of you's got maybe bad memories of the entire square that is packed, that is crazy, that is full of people, that is too much, and probably now is too less. Allora, aspettate che mi metto proprio in mezzo, che così facciamo una vista a 360 gradi. I walk a little bit further, that's so I stop right in the middle, that's so I can do a 360 degrees view, that you can enjoy the entire view actually. Wait a second. È spettacolare, sì, verità, Paloma. Sì, è veramente incredibile. Poi essere da soli con la telecamera a girare attorno così è ancora più incredibile. Yeah, being pretty much alone with the... See, Adriano, how is Caffè Floriano? That is really complicated, unfortunately. Easy to see Venice full of people. It's a unique privilege to see in these conditions. See, you're right. But Adriano, how is Caffè Floriano? The situation is like this. They just celebrated 300 years last year. And we didn't have any special celebration because everybody was in a lockdown. And everybody is a little bit worried because we are not sure if we're going to be able to reopen the cafeteria, the Caffè Florian. That is the oldest cafe in the entire area of Italy, actually. Allora, fatemi vedere un attimo. Ciao, un saluto veloce a tutti. Ciao Pepica o Pepizza. Chris, I went there right after Aqua Alta and we're the only ones in the square at night. See, you're right. And so I believe that it was the 2019, if you was here with that crazy 2 days actually, that it was around 11, 12 on November, and the situation it was crazy. How you can't believe all the quietness. See, I shut up a second, that so you can hear what I can hear. See, hold on. I do like this, that I don't touch anything, but I wave with my hand. Yes, here we go, Chris, that he was here with 2019. I shut up a second, that so you can hear the wind, the sound of Venice. See, Chris, you was here the very next day. He was still flooded. Don't tell me. I was trying to get into the Daniele Hotel that day. That I was having clients going there. I couldn't go in. they had water until the half of the body, and they were having blankets inside of the hotel. Sì, il giorno del 2019 la situazione era incredibile. Io stavo lavorando e stavo portando dei clienti dentro al Danieli e la situazione era incredibile. Praticamente avevano le passerelle dell'acqua alta dentro al Danieli. È saltato wifi, elettricità, è saltato di tutto, una roba incredibile. Adesso si ride perché si ride, ma esserla in mezzo era incredibile. See, David, it's just wow, so spooky. The ghost will be dancing tonight. See how especially in these funny islands that we got around Venice,
that is always really crazy. At this real moment, guys, I'm the only one. And so we're all better. No, hold on. We got 2 more people and 1 dog. And 2 policemen that they are standing on my left hand side, that they are under the arches. Yeah, let's say that it would have been a perfect night for Halloween. Sì, è la notte veramente di Halloween. Cioè, freddo fa freddo, il vento c'è, mancano qualche fantasmino che intanto qua a Venezia siamo pieni, figuriamoci. Sì, ma vi do un consiglio, andatevi a vedere, c'è un video a Venezia di un ragazzo che è stato sponsorizzato da Red Bull, che fa water ski, fa un giro praticamente con uno sci d'acqua in mezzo alla piazza. Renato, ora c'è stata acqua bassa, verissimo, ne avete approfittato per fare cose diverse, manutenzione ai canali. Allora, sì, hai ragione, prima lo spiego in italiano, poi andiamo in inglese. Allora, è circa un mese che l'acqua è veramente bassissima, ma bassa, bassa, bassa. E praticamente stanno pulendo qualche canale. Allora, c'è un'associazione di gondolieri assieme a veneziani, assieme a gente che è innamorata di Venezia, stanno praticamente levando la spazzatura dai canali, quindi hanno trovato gomme, hanno trovato frigoriferi, hanno trovato un po' di tutto. Quindi incredibile. Yeah, guys, folks, the situation is like this. Somebody was asking that right now we're having extremely low tide, and it's really incredible because what is happening right now is that is really low, and so we are taking advantage of it, and so it means that we are cleaning up all the canals, and this is just great. And it's an association of gondoliers and other people actually that they're all working together, so great situation. About the Mose, that somebody was asking, the Mose, Mose Progetto Mose, the Moses project is a kind of a big massive dam, a dike that when we got high tide is coming up, is supposed to stop the high tide arriving directly from the open sea, actually directly into the lagoon. If it's working is great because it save our life. Allora, per tutti quelli che si parlava del Mose, funziona, non funziona, allora sta funzionando molto bene. Allora, se è operativo, se è in funzione, l'intera Venezia è completamente asciutta e quindi è fantastica, quindi ci ha risolto un sacco di problemi, diciamo. Allora, aspettate un attimo, non c'è. Allora, buonasera a tutti. Mi sono perso. Eccolo qua. Cosa ne pensi del ponte di Calatrava? Non ho parola, dammi le tue. Io ti do un ghigno, una risata malefica. Adesso parliamo anche di quello. Aspettate un attimo che vi faccio vedere l'ultima vista di piazza San Marco, deserta, completamente deserta. Aspettate che ho anche la vista appannata. Yeah, I give you the last shot of Piazza San Marco, St. Mark's Square, that is totally deserted. Here we go. Look how incredible everything is. At this real moment, we got 2 people in front of the basilica, 2, 3, 4, 5 or 6 people by the basilica. Other than that, nothing. 4-5 persone davanti la basilica, dopo non c'è più niente. Allora, allora, aspettate, salutiamo Piazza San Marco. Ciao Piazza San Marco, ciao a tutti. Adesso piano piano noi continuiamo e andiamo verso Rialto, e così andiamo a vedere un altro elemento della Venezia. Yeah, guys, right now, folks, we're going to go down towards Rialto Bridge. That's so in this way we're going to have a full overview of what is happening in the area of Venice, about people and all these things. Let's see, the signal is still great, perfect. Allora, per ciò che riguarda il ponte del Calatrava, siamo partiti con un progetto, se non sbaglio, di 2 milioni di euro e siamo finiti con un progetto di 14 milioni di euro, con i gradini che sono fatti tutti di vetro.
In una città che c'è l'86% di umidità, prima o dopo finisci col sedere direttamente sui gradini. Ne hanno già ripiazzati circa 7 o 8 e ogni gradino sono circa 10.000 euro, quindi incredibile. Guardate la meraviglia del bacino Orseolo. Interessante degli Orseolo sono quelli che hanno portato la forchetta a Venezia, ovvero un doge veneziano ha sposato una donna della Grecia e ci hanno portato la forchetta. All'inizio, stiamo parlando del 1100-1200, all'inizio aveva 3 punte, i veneziani hanno aggiunto la quarta punta. Yeah, folks, so you have to know that here in Venice, what happened? The Venetians is really amazing because around the 1200 we started to have the first fork, and the fork was arriving from Greece, and the Venetians added up the fourth prawn. Allora vediamo, ne avremo, non c'è tempo ora, non merita. Sì, va bene, dopo vediamo se riusciamo a arrivare, Renato, fino al ponte di Calatrava stasera. Visto il traffico, mi sa che arriviamo. Ciao Ellie from Lebanon, wow! Where have all the gondolas gone? Oh, David. Let me go slowly. They're all parked here. And so unfortunately there's nothing working, but even during daytime actually they're all parked here. But you can clearly see there's nobody around. It's a ghost island. And all of them, they are parked around the city. There are probably 2 gondoliers, as far as I saw, that they are working by Rialto Bridge during daytime. Other than that, there's nobody around. Sì, allora, quanto sembra, almeno da quello che ho visto in questi giorni, che sono sempre in giro, ci sono 2 gondolieri che lavorano a Rialto. Oltre a quello, io non ho visto nessun altro. È completamente, cioè nessun gondoliere dei circa 600-700 gondolieri che abbiamo a Venezia lavora. Sono tutti a casetta praticamente. Tutti, o quasi tutti, stanno facendo manutenzione alle gondole. Ciao Marianna, mi chiamo Igor. Ciao to all of you, my name is Igor and I will be your walker tonight. So in this way I'm going to show you the beauties of the city during this amazing time. Sì, come potete vedere è incredibile, le luci, i riflessi e il niente, è veramente incredibile. Sì, Renato, you're right. It's a really precious time actually, because we will never see the city exactly like in this way. It's unreal. It's so beautiful. It's so fantastic. It's so amazing that it's so enjoyable. From a totally different point of view, it's really, really enjoyable. Sì, direi. Allora, spero di non rivederla più così, però guardate la meraviglia di sti canali. Aspettate un attimo che mi fermo, che sono in bilico tra i gradini. Allora, ecco qua, bello, tranquillo. Ciao Dennis, buonasera, ciao a tutti, benvenuti a Venezia. Allora, aspettate un attimo che piano piano facciamo uno di questi 400 ponti. Allora, sta parte è un po' buia, però cominciate a vedere un po' l'atmosfera. Yeah, this section it's a kind of dark, but at least you can get a full idea of what is happening around. Of course, getting into Rialto Bridge, the situation is going to be a little bit more light up, and we're going to have a look how quiet it will be over there. Yeah, the emptiness. Sì, è incredibile, non c'è niente, non c'è nessuno, è completamente vuota ed è veramente una situazione strana. Anche durante il lockdown era praticamente così. Allora, stavo parlando con un amico, che lui è biologo marino e quant'altro,
abbiamo nuove specie che stanno arrivando nella laguna di Venezia. Yeah, guys, the most amazing thing is that in the Venetian lagoon, after the lockdown, having less propeller boats, having less people around, having less rubbish, anything similar actually, it means that we are having new species, new animals that are coming into the Venetian lagoon. And this is unreal. Yeah, you're right. It's a kind of historical thing. Yeah, I would definitely say that. And so it's something that is going to stay forever. Sì, Renato, l'avevo detto prima. Allora, io ho l'autocertificazione e no, non è stupida, non c'è nessuna domanda stupida, meglio sempre domandare. Praticamente, allora, io sono guida turistica ufficiale, sono proprietario d'agenzia di viaggio e ovviamente questo è il mio lavoro. Quindi per uscire mi sono fatto un'autocertificazione che dice che sto facendo, diciamo, la guida turistica a livello virtuale, se possiamo dire. Non so se sia contemplata nei lavori nuovi, però questa è la situazione. Yeah, guys, the situation is like this. The question was, I'm allowed to walk out. Can I go out? All these things. Let's say I'm a travel agent and I'm a local guide, and so I need to do a special paperwork. But I'm totally allowed to go out. But I just need to do this special paperwork, and that's it. Kathy, if I'm married. And so I'm married and I got a son that is 5 years old. Too late, sorry. Yeah, I can imagine that you miss to be here actually. That I believe that a lot of people are missing to be in Venice, immagino. Cos'è che ti batte sul micro? Oh, aspetta un attimo, perché adesso, aspetta, mi levo il giubbotto, forse è il giubbotto che batteva, scusate. Adesso lo metto da un'altra parte perché prima ero tutto imbacuccato che c'avevo freddo e quindi si sarà mosso di nuovo, adesso c'è meno vento. Yeah, sorry, I might have had the microphone that it was hitting something, but it was a kind of chilly and so it was all wrapped up. Si sente ancora, siamo a posto, tutto bene, non mi... Ci stai facendo un'anteprima per i turisti, grazie per aver risposto. Sì, ma nessun problema. Stamattina a Venezia alle 7 c'era almeno 1 grado. Sì, Dennis, hai pienamente ragione. Stamattina era da morire. Io stamattina però non ero a Venezia, sono andato a fare una cosa incredibile. Sono andato a farmi 15 km di anello del Prosecco. Quindi praticamente mi sono fatto una camminata in mezzo ai vigneti a Valdobbiadene, incredibile, spettacolare. Yeah, some of you are saying that this morning in Venice was -1, and so I wasn't in Venice this morning, but I was doing a walk of something like 10 miles, and they call it the ring of the Prosecco. And so the Prosecco region is something like 1.5 hours away from here, and the situation was amazing. And so I was walking up and down the hilly areas, and that was fun. Let's see. Siete pronti? Are you ready? Preparatevi perché la vista adesso è qualcosa di fenomenale. Allora, prima che domandavate se c'era acqua alta o bassa, adesso c'è acqua alta, o meglio si sta alzando, non alta. Allora, aspettate un attimo che usiamo questo pontile, che così vediamo la situazione. Aspettiamo che se no finiamo nel canale. We try to use this this bridge at least. Christine, wie geht's? Alles in Ordnung? Ecco qua. Look at the beauty that we got everything all packed up together. And so the situation is really amazing because we got gondolas, we got the Rialto bridge that is slowly getting closer and closer and closer. And it's just magic. We are going to, give me a second, let me move a second. I go slowly because it's always funny with the dark. But let me give you a 360 degrees so you can see how busy everything is.
Sarebbe interessante una camminata nella Venezia misteriosa. Allora, Pippo, avresti anche ragione, però il problema è che in certe calli, quando andiamo, o c'ho il canale Tasi, va, che se no finimo dentro, in certi canali, in certe calli non c'è abbastanza linea e perdo il segnale. Però la Venezia misteriosa hai proprio ragione, ci sono dei punti che è veramente formidabile. Cioè, guardate l'ora di punta. Rush hours in Venice. Nobody. I shut up a second again that so you can hear the sounds of silence. See, Chris, a lot of traffic jam. Probably in the canal with a couple of sardines or sea basses, all these things. Sì, sì, abbiamo proprio l'orario di punta. Secondo me in canale magari c'è qualche sardina o similare che si è incastrata. Have no idea how many times we were in Venezia, my favorite town, at least 20 times or more. Wow, you are more, Anna, you are more local than me at this point. Where are the Venetians? We are eating. That's the time that everybody is eating. Are insects or animal sounds? No. The noise that you might hear in the distance, they were kids that they were chatting loud, as usual in Italy. Sì, il suono che magari sentite in distanza. Adesso c'è un aereo e sentite delle voci in distanza e sono dei bimbi. Where is Vaporetto? Wait a second, let me see. I hear the Vaporetto right now. It's difficult even to get the Vaporetto now. See, Katie, I just shut up. Renato, sì, quando vuoi, anytime actually, if you're coming to Venice, no problem. Guarda, quando vuoi, ben accetto che ci facciamo due chiacchiere e due risate. Let me see other. I believe that is 8 p.m. right now. I don't have the watch with me, but I believe that is definitely lunch, I mean dinner time. Oh, wait a second. Let's try to use this bridge. I will be stopping in a second. Here we go. We got the pole in the middle. Wait. Here we go, the Vaporetto. No, la situazione è veramente incredibile. È fenomenale.
Yeah, guys, we will never see Venice in this way anymore. And this is just pure magic. This is just fantastic. See, Nina, Assassin's Creed vibes. I definitely agree with you. It's exactly the same way. And I'm always scared at this time. And you never know who is arriving with the hoods on. Sì, adesso ci fermiamo anche dall'altro ponte che così vediamo il ponte da sotto direttamente. Yeah, in a second I will be stopping right under the bridge. That's so we are going to have the best view of the bridge. Marina, sì, lascia stare, Valdobbiadene ne fa perdere l'equilibrio. Allora, stamattina 15 km, finisco la giornata con altri 15, finisco in attivo di 30, che fa solo che ben, ma sicuramente 30 km oggi posso andare a casa contento, sicuramente dormo e non brontolo. Allora, aspettate un attimo che ci fermiamo da questo ponte di qua, che così non abbiamo ingombri vari. Adesso lo passiamo anche. Beware of the Templars. Nina, you have to know that next door to Rialto Bridge, right where Marco Polo used to live, we would have had the Templar Knights living there. So it's a joke, but it's not that joke. Renato, se una domenica vuoi venire a Venezia, scrivi direttamente al canale a I Love Venice e ti rispondono direttamente dopo che ci si mette in contatto, non ti preoccupare, qualsiasi cosa siamo qua. Hold on a second that I turn around. No, 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 vedo di non cadere in acqua, mamma mia. Giampiero, Alberto, sì, hai ragione. Yeah, hopping on the roof. Actually, unfortunately, the T Fondaco is closed. Otherwise, it would have been a great idea jumping on the rooftop of the T Fondaco. Awesome view. Wait a second. Let's try to go up. That's so we see how the view is gonna be. Wait a second. We got a few areas that they are dark. Sì, alcune parti sono completamente... Mercato Rialto on the left side. Sì, bravissimo, that's right. Sì, il problema qua è che con la storia Covid hanno illuminato un po' meno le vie, quindi ogni tanto sbagli a mettere i piedi e finisci malamente. Allora aspettate un attimo che intanto ci fermiamo così vedete com'è la situazione, poi pian piano vado su. Yeah, I stop here and there. That's so in this way you're going to have a full idea of how everything looked like.
Sì, adesso mi rifermo fra un attimo che così vi godete la vista. Fatemi trovare, vado fuori dai riflessi. No, no, Raffaele, vado con calma. Sì, siamo sul punto, presumo, più bello di tutta la città. Yeah, guys, we are in one of the most beautiful viewpoints of the entire city, actually. Roberto, non passa manco un vaporetto, ma hai ragione. L'ultimo che è passato era 3 minuti fa. Allora, aspetta un attimo che guardo fuori dal monitor. Se non sbaglio, c'è adesso un vaporetto che sta arrivando, ma deve essere ancora verso i pompieri. No, no, è tranquillissimo. Baccarat Jets, it's closed because they can only do takeaway, and so unfortunately everything is totally shut it down. Spettrale è fantastica, sì, sono pienamente d'accordo. Yeah, Kathy, next time I will buy a camera that can do scuba diving, I will do it, but let's wait until August. At that point it will be a bit better, that at least I can swim, otherwise... Any Roman ruins in Venice? Mona Lisa... And so, not in Venice itself, but there's a city that is called Altino, that is behind the Venice airport, and it means that is literally half an hour away from here. And right there you got an incredible place that they just opened up a museum with Roman remains, and right there you got the beginning of the Claudia Augustus Way, and that one is the most important street, Roman road, that is 2000 years old, that it was linking Venice to Augsburg, Germany. Let's try to go up. Aspettate, piano piano, slowly. Sì, la domanda era se ci sono resti romani a Venezia. Allora, qualcosa ci può essere nei fondali. Sicuramente se noi andiamo in zona di Altino, che è dietro all'aeroporto di Venezia per capirci, là c'è il museo Altinate e ci sono i reperti romani. Allora, il servizio è in Angel Sotomas, il servizio vaporetto funziona, ma ce ne sono molti meno. Quindi funziona ma con calma. Yeah, the vaporettos and so the water buses, they are definitely working, but we got less than normal. So it's extremely quiet. Since that we got not many, since that the majority of the people they work in tourism, and so we don't have anybody that is going to work at any time. Yeah, rush hours again. Yeah, it's crazy. That is only 8 p.m. Di Felice Maniero è rimasto qualcosa. Allora, praticamente in zona del Brenta, hanno sequestrato la casa di Felice Maniero e adesso l'hanno convertita a un istituto per aiutare ragazzi e quant'altro. Quella è l'unica cosa. Conrad, you're right. That's Assassin's Creed. We're going to work on it, and so we're going to add it up special maps so we can use those and we can jump from accessible rooftop to the next accessible rooftop. Grazie Raffaele. Guardate il traffico della giornata. Salve Angie, ciao, buonasera. Allora, aspettate un attimo. Allora, vi porto in un punto che secondo me è il più bello da vedere a Rialto. Visto che siamo intanto sono io che cammino, quindi voi siete belli tranquilli. Vi porto a vedere il punto più bello di Rialto durante la notte. Yeah, since that there's, here we go, policemen, that they are lightening myself. And so I would like to take you in one of the most beautiful spots that we got in Rialto to see the Rialto bridge from the bottom. It's not the one that we saw it until now, but from my point of view, it's gonna be the next one.
Siena is too dark, too quiet, too empty, too close. That's the thing. Tu hai un caldo lì sul divano, immagino, Renato. Io ti dico un caffettino, lo berrei anche. Il problema mio di qualche giorno fa è stato il bagno, che sono tutti chiusi e non sapevo dove andare. Quindi anche quello non è un problema da sottovalutare. Sì, fai bene Raffaele, cioè goditela adesso che è tranquilla perché dopo sarà un disastro. Allora guardatevi questo, preparatevi. Folks, ready because this one is the most beautiful and the most gorgeous view of the Ponte di Rialto, the Rialto Bridge. Sì, ok, allora Roberto, poi ti dico della mona in fiamme e del resto. Poi mettiamo il parental control. Va bene, poi lo diciamo. Guardate questo. Sì, giusto per dire due cose del ponte. 500 anni fa è stato costruito. Sembra ci sia stata una competizione tra i migliori architetti dell'epoca e anche allora, Andrea Palladio, l'architetto che ha disegnato Villa Barbaro Volpi, Villa Emo, nell'entroterra veneziano, ha provato a partecipare a fare un ponte di Rialto. Non ha vinto perché lui ha costruito un ponte con 3 archi, quindi non era funzionale. Yeah guys, 500 years ago the situation was like this. We converted the bridge, the wooden bridge, from wood into stones, and they done a kind of competition actually to get the best bridge or the best design. They pick up this bridge because it was the most practical one. The other one would have had 3 arches, and so the galleys, the boats, they were not able to pass underneath. Fondaco dei tedeschi, hai pienamente ragione, che è questo qua. Allora, il fondaco dei tedeschi era cosa? Era praticamente il posto dove i veneziani andavano a fare business con i tedeschi, ovviamente, ma anche con gli austriaci e gli ungheresi. And so this one, it would have been the spot where the Venetians, they would have done business with Austrians, Germans and Hungarians. If you are coming this way, the rooftop is the most beautiful view of the entire city and is free of charge. Se venite a Venezia, ricordatevi di andare sopra al fondaco dei tedeschi, è un centro commerciale, e da là avete la vista più bella di tutta la città, è incredibile. Guardatevi il niente. Allora, prima che si domandava di far vedere, allora, vediamo inserire il parental control e tutto il resto, a far vedere la mona in fiamme. Qua in Veneto, mona cos'è? Mona può essere riferito a stupido, una persona stupida o poco intelligente, ma mona è anche la parte sexy della donna. E adesso vi faccio vedere cosa è successo quando hanno costruito il ponte. E praticamente quando hanno costruito questo ponte tutti quanti hanno cominciato a lamentarsi, perché hanno detto: ah, sto ponte fa schifo, è brutto, è troppo moderno, non si addice a tutto il resto della città, e è ovviamente una leggenda. E a quanto sembra hanno deciso di far vedere il dissenso anche sulle pareti del palazzo. Allora, mi sa che non si vedrà niente, scusate, ma allora, eccolo qua. Là sopra c'è un signore con i baffi e con 3 gambe. Quindi praticamente l'idea era questo ponte rimarrà per sempre solamente quando la terza gamba dell'uomo avrà l'unghia.
la facciamo semplice. E poi eccola qua la richiesta che domandavano la mona in fiamme. Questo ponte rimarrà in piedi solamente quando la parte sexy della donna andrà in fiamme. No, no, Jean-Pierre, vedo di non andare in acqua, speriamo. Eccola qua, la nostra signora che è un po' sofferente e sicuramente non contenta. Andare in mona non è male. Sì, poi ci sono varie ed eventuali o mandarte o quant'altro. Sì, and so Mike, this is the palace. It's called T. Fondaco. T. Fondaco. And this one it's a shopping mall. And so the entire idea is that if you're coming this way, you can enter sidewise or directly from the other side. You can go all the way up to the top. At this real moment, since that there are no crowds, no people, no nothing, you can reach the rooftop and you can go directly out in the terrace. And that one is a free of charge view, and that is amazing. So Tifondaco. See, and so you probably you remember that we would have had a lot of people right in this area. Now it is exactly like this. Si parlava che soprattutto in questo ponte era completamente o invivibile o non attraversabile, o la situazione era non sostenibile, diciamo. Ovviamente adesso la situazione è completamente l'opposto, quindi siamo passati da una zona con circa 30 milioni di turisti l'anno a zero. A Venezia ci sono 51.000 abitanti e 80.000 persone che tutti i giorni arrivavano a Venezia per lavorare. Yeah, guys, think about that here. The place is twice as big as Central Park, New York, to give you an idea. 51,000 inhabitants. It means that we lost approximately 150,000 inhabitants because the entire city actually is becoming too expensive, and everybody is slowly moving into the mainland. And so, yeah, Mike, you live in Vicenza Barracks, American Army, and so you might have had a couple of chances to come here. Wonderful place for sunset at the rooftop. See, let me show you that so I don't have to spell it. It will be way much easier. Wait, here we go. Fondaco dei Tedeschi. Allora, se venite nei prossime settimane, nei prossimi giorni, venite appena ci riaprono, praticamente questo qua è fenomenale, quindi andate sopra nel tetto, praticamente dove c'è la terrazza, e da là la vista è completamente eccezionale. Quando hanno riaperto il Fondaco dei Tedeschi, perché una volta era il vecchio ufficio postale, anche per noi veneziani è stato qualcosa di incredibile. Una cosa, one thing, once that you will be coming here into the Fondaco dei Tedeschi, check it out, all the balconies inside of the shopping mall, because you are going to find graffitis that they are 200-300 years old, that are representing chessboards. Sì, per quelli che arrivano al Fondaco dei Tedeschi, mi raccomando, se non sbaglio al primo, al secondo. Where I am, I'm right by the Rialto Bridge, Cati. Per quelli che vengono al T-Fondaco, se andate al primo, al secondo, al terzo piano, guardate le balaustre. Sulle balaustre ci sono un sacco di graffiti che hanno 200-300 anni, fatti dai mercanti tedeschi e quant'altro, e è veramente incredibile vedere, c'è una scacchiera tipo dama, tipo tria, che è qualcosa di incredibile.
Da ragazzino ricordo Burano e Murano, bellissima la lavorazione del vero, bellissimi colori. Sì, Raffaele, allora, per me Burano è ancora più importante perché praticamente il padrino della mamma, di mia mamma, arriva direttamente da Burano, quindi ho speso un sacco di tempo. Oh, aspettate un attimo che ho la telecamera che si è inceppata, quindi ho speso un sacco di tempo a Burano perché andavo con i genitori, perché andavamo a trovare i parenti. Sì, Renato, io ho la moglie che è friulana, quindi figurati com'è la situazione. Quindi in Veneto e Friuli, macello. Katy, where I am, and so I'm not touching anything that otherwise the screen is gonna be complicated. You never know. I'm right on beside of the Rialto bridge, and this moment I'm slowly walking towards the Strada Nuova, the new road. Ah, scusi. Look at here. Ah, ok, grazie Sergio, che sei incantata. Bon. Quindi adesso noi praticamente stiamo procedendo verso la strada nuova e piano piano procediamo verso la zona della stazione. Qua praticamente tutta la zona a destra che ho erano le case dove abitava Marco Polo. So guys, the entire section that is on our right hand side is watching a program about real estate or anything similar. This morning there's a palace next door to the train station that is unreal, but even the price is unreal. So the last palace that they sold along the Grand Canal, it was 40 million euros. So the price is definitely really important and you need a thick wallet. Sì, diciamo che tutto quanto che il settore che si parla di acquistare o vendita di case, and I know, but unfortunately we have to go through it. Starting from now should be way much better actually, that we're going to have wide streets. Sì, a questo punto la connessione dovrebbe essere sicuramente un po' meglio. Vi faccio vedere un'altra cosa che a me a Venezia ha sempre fatto sbalordire, ovvero Venezia è sempre stata una città multiculturale, abbiamo sempre accettato tutti. Noi abbiamo questa lampadina davanti a noi, è una chiesa cristiana, e davanti, aspettate un attimo che è buietto stasera. Yeah, guys, what really amazed me through the centuries about Venice is that Venice has always been a multicultural city, and we always welcome everybody. And so this one, it's a church, Roman Catholic, and right in front of it, hold on, slowly, unfortunately it's dark, this kind of pinkish monument, it's a evangelic Protestant church. So they are one in front of each other, and this is unreal. And so nobody was bothering anybody, and everybody was living together peacefully and quietly. Sì, guardate, cioè è veramente incredibile. Allora aspettate, adesso siamo in 2. Aspetta, no, 4. Total number of people 4. So this is pretty amazing. So this street that is the Strada Nuova, sì, questa strada che si chiama Strada Nuova, pausa pranzo non sarebbe male. La strada che si chiama Strada Nuova, che è stata costruita in questo pezzo circa 200 anni fa, quando hanno costruito la prima stazione dei treni a Venezia, grazie all'impero austro-ungarico, hanno tirato giù un sacco di palazzi per far passare tutta la gente, per connettere, diciamo, la stazione direttamente a Rialto. E ecco perché chiamiamo questa strada Strada Nuova.
Yeah, this road is called New Road, New Street, because something like 200 years ago, what happened? We built it up, or better, the Austrians, Franz Josef and Sissi, they built it up actually, and so the emperor and the empress of the Austrian-Hungarian Empire, they built it up for the first time, the train station, that it was definitely linking Venice to Vienna, the capital. And at that point, they teared down all the palaces that they were right in the street. That's the reason why that is so wide, so big, so massive. Otherwise, it would have been little tiny as all the other streets. Ma questa di solito è la via principale che ogni turista, ogni persona che arriva a Venezia fa. Quindi parte dalla stazione, che è alla fine di questa strada qua, e piano piano procede verso la zona di Rialto. Però come potete vedere di solito è strapieno di gente, adesso è veramente super tranquillo. Aspettate un attimo, vediamo se riusciamo a vedere una cosa. Andiamo di qua e poi finiamo il tour con una vista del Canal Grande. Allora, per tutti i fan dei film andiamo a vedere dove Johnny Depp ha saltato nel film The Tourist e ha buttato Nino Frassica in acqua. Yeah, for all of you that are movie lovers, we're going to see what? We're going to see the fish market that Johnny Depp, he would be standing on the top, he jump off, he push the Italian policeman right into the water. Cut the two women is too much, one is more than enough. But basically this is our fish market, and before questo praticamente, yeah, you saw basically, you saw the film twice, but think about the Casino Royale, 007 Casino Royale, 007 Casino Royale, 007 dalla Russia con amore, 007 from Russia with love, 007 Moonraker, Operazione Moonraker, 007 Moonraker. That was interesting too, actually, but Igor nudo. Sergio, aspettiamo l'estate. Yeah, guys, I'm not gonna get naked because it's a little bit too cold otherwise. I'm gonna be sick until next summer, actually. Ma Nicole, io mi diverto sempre, ma cioè, è inutile farla triste la cosa, qua è meglio proprio ridersela. Ho un bel carattere, grazie a Dio, che almeno me la rido sempre, inutile piangersela addosso. Yeah, let's say that I'm always positive, and so it's better to take everything easy and have a laugh. That is my idea, and that's how everything is working for me. Aspetta un attimo. Oppa. Yeah, stavamo parlando dei film che hanno fatto qua a Venezia. Ci sono anche i corti della Disney. C'è Topolino gondoliere assieme con Minnie che gli fa la serenata. Che gli fa la serenata lungo il Canal Grande. Oppure abbiamo anche i Pokémon. Quindi c'è veramente una cosa incredibile ovunque. Grazie Nicole. Yeah guys, The Tourist, 007 Moonraker, 007 from Russia with love, 007 Casino Royale, we got Mickey Mouse Gondolier, we got the Pokemon, we got talking about Venezia, la luna e tu, that was another, con Alberto Sordi, bravissimi, ma anche bene Anna, che I'm happy for you Anna, that at least he worked it out for you. That's great.
No, the other thing is that we got Pane e Tulipani, Bread and Tulips. That is another great movie about Venice. Or you got even Spider-Man, bravissimo, bravissimo Filippo. Sì, che, that was interesting when they were shooting Spider-Man in Venice. Sì, era veramente incredibile quando hanno girato l'Uomo Ragno a Venezia. How long the tour last? Mona Lisa, I believe that we got some other 8 minutes. We're almost finished. I will be ending up pretty much in a viewpoint over the Grand Canal. But yeah, ending up with movies, or better, concerts. If you remember, 1989, Pink Floyd played in Piazza San Marco. They played in St. Mark's Square, and that was pretty amazing, actually. Let's see, the reflection, it's too dark. Let me take the next alley, because this section, I believe that is totally in dark. See? Is it true if that Johnny Depp had their own palazzo? Now I show you. Since that we're going there, it's going to be totally on the way, and I show you. Sì, allora la richiesta era questa, domandavano se è vero che Johnny Depp aveva dei palazzi qua a Venezia. Allora, a quanto sembra lui ha comprato 2 palazzi, quando ha divorziato è andato in bancarotta praticamente e se li è venduti. Let's see. The signal at the beginning might be funny, at the end it should be better. Allora, vediamo, perché davanti a noi c'è la fondazione Prada. Right in front of us we got the Prada Foundation that has been opened up. The palace has been built something like 10 years ago almost, and so wait a second that I don't feel the fingers. Great. Here we go. Sorry, the gimbal, it's a bit funny. I'll show you this first. This is a pretty funny graffito. Sì, questo qua è un graffito abbastanza interessante. E questo qua praticamente era un modo per dire: ehi signori, ricordatevi che i ratti portano la peste. Yeah, this is quite interesting. It's like a graffito that is saying, hey guys, probably the rats, they're bringing the Black Death, the pest into Venice, and so be careful. That something that is really interesting about Venice is that each cistern that we got in Venice, normally they got a cat bowl underneath, and that was the way to give water to the cats. 400 years ago we bought the cats from Persia and Syria, and to chase the rats. Sì, ricordatevi che quando venite a Venezia, una cosa interessante che uno poi, c'è talmente tanta roba che uno poi non nota, se date un occhio ai pozzi che sono cisterne, di solito trovate una cosa ai piedi del pozzo che di solito è un secchio per come possiamo cambiarlo, una ciotola dell'acqua per il gatto. Quindi praticamente 400 anni fa i veneziani hanno comprato gatti persiani e siriani per prendere Jean-Pierre, quello era un ratto, un topo, per prendere i ratti che sviluppavano la peste nera. Luis, it was a kind of ancient Italian art. You have to know that here, right by the entrance of the hospital,
we do have what? We got a graffito dating back around the 1745 that is representing the at sign that everybody is using in the emails. Sì, ricordatevi, se venite a Venezia andate a vedere il portale dell'ospedale di San Giovanni e Paolo, perché all'entrata c'è una specie di graffito del 1745 che rappresenta la chiocciolina che ognuno usa per le email. Igor, show us what is there in the water. Let me see. That's pretty much, unfortunately, sì, a Pantegana, sì, sicuramente a Pantegana. The longest living man, it seems that he comes from Italy and normally from the area of Sardinia. Those are the people that are living longer than anybody else. Topolino gondoliere, sì, Mickey Mouse gondoliere is quite funny. He's definitely pretty amazing. Sto zitto per i prossimi 2 minuti, che così poi vi saluto, ma almeno sentite l'acqua che va avanti e indietro. Anna, let's say that that is a great idea, actually, that if you're coming here into Italy for the first time, at least you know a couple of basic things like ciao, buongiorno, dov'è il bagno, where is the toilet. That is always important, especially to me. And the Italians are really happy about, and we are really happy to help you. That's in this way it's the best way to learn a language. That's at least what I've done. Sì, diciamo che la cosa è questa, ragazzi. Se andate in un paese straniero e imparate qualche parolina di dove andate, fa sicuramente piacere a chi arriva dalle altre parti. Allora, signori, è stato un piacere farvi vedere Venezia sotto un nuovo punto di vista. Praticamente sono rimasto da solo, adesso vediamo se mi arrestano, speriamo di no. E speriamo di risentirci e rivederci presto. Folks, it has been my pleasure to show you Venice in this incredible atmosphere. I hope that you had fun. I hope that you saw something different, but for sure something extremely unique that I don't think that is going to happen any more like this. I would like to wish you good night. Il matrimonio di George Clooney è stato vicino al ponte di Rialto. La prossima volta ve lo faccio vedere, Renato, promesso. See, Adriano, you can't walk Italian from this walk, yeah? Especially because my accent is more Venetian than ever. Sì, se venite qua a Venezia imparate il veneziano, non l'italiano, che almeno andate fuori dai guai e dai problemi. Guys, it has been my pleasure to show you the city. Grazie to all of you. Buonanotte e alla prossima. Grazie, ciao a tutti, buonanotte.